Nel nome del pane, figa secca, pasta a patane, cicircuotta, piglia furchetta e mino lungo. Amen. Fratelli, oggi celebreremo le nozze del signorino Chiappariello Cicillo e la signorina Paparacchiella Filomena. Prima del rito matrimoniale è doveroso chiedervi: tu, Paparacchiella Filomena, hai qualche impedimento? No. E tu, Chiappariello Cicillo, hai qualche impedimento? Sì. Come sì? E qual è questo impedimento? A sposa, ma mi sono perso in coppa occasione mia e non mi posso muovere. Va buono, non è niente. Dicevo qualche impedimento. Intendevo dire se c'è un'altra donna. Nata femmina. Io ho già fatto battaglia e poi si preva scordate quando io a scuola, quando ne abbiamo combinato. A proposito, già di qua a casa in nella sarta. Ma qua sarta e sarta, io sono prete e certe cose non ne faccio. Io andavo da Nanninella Sarta una volta a settimana per mi fare cosa da sultana. Io mi saccio tutte cose che pensate con di la gente, io sono una tomba. Basta, incominciamo col matrimonio. Tu, signorina Paparacchiella Filomena, vuoi tu come legittimo sposo il qui presente signorino Chiappariello Cicillo? Sì. E tu, Chiappariello Cicillo, vuoi tu come legittima sposa la qui presente signorina Paparacchiella Filomena? Come non ne voglio, io ci facciamo ora 8 anni, non ho mai toccata, ma hanno fatto sempre vedere con binocoli. Io mo che ci fai i 4 maggio, dicevo che non ne voglio, ma che state pazziando? È un mese che sto facendo zampaglione, bistecche, fruttini e vitamine, i stocchini con me nuovo, ma pare 1000 anni che non fa notte, veniva qua e diceva che non ne voglio. Ho capito, non essere volgare, rispetti il posto, Io rispetto il posto, i sono 10 anni che fatico non mi ha messo mai che la cassa mutua. Ogni mattina precisa e puntuale mi sosa e vado a faticare. E si scema. Io dicevo posto dove ti trovi, cioè in chiesa. Allora ricominciamo. Se la vuoi devi dire solamente sì, va bene? Va bene. Allora, signorina Paparacchiella Filomena, vuoi tu come legittimo sposo il qui presente Chiappariello Cicillo? Sì. E tu, Chiappariello Cicillo, vuoi come legittima sposa la qui presente Paparacchiella Filomena? Nada volta, io la voglio. Io mi ho affittato una villa, 10 milioni a fonte perduto, 800.000 mesi di persone, 100.000 di poco lascia per la macchina, poi veniva qua e diceva che non la voglio. Ma che prevede siete? Senti figliuolo, a me a casa o garage non me ne importa. Tu devi dire solamente sì, hai capito o no? Sì. Ma cose pazze, cose pazze. Allora ricominciamo. Tu, signorina Paparacchiella Filomena, vuoi che pazienza? Vuoi come legittimo sposo il qui presente Chiappariello Cicillo? Sì. E tu, Chiappariello Cicillo, vuoi la qui presente signorina Paparacchiella Filomena come tua legittima sposa? Ma allora parliamo di teschi. Io la voglio e me la piglio. Io mi ho cattato una mobiglia che va innanzi al re. A Friolietta e che lieta. Io mi terrazzo ortopedica e che materazzo. A rete rinforzata e che rete. Io mi pare 1000 anni che non si vanno gli invitati. Per signoria ti è già fuori pazzo. È un mese che faccio allenamento. Poi veniva qua e diceva che no. Ma ho capito no? Io ho capito, cavolo scemo, sei tu che non hai capito niente. A me ho letto materazza ortopedica, la rete, non mi importa. A me interessa che tu devi dire sì. Signore Benedetta, aiutami tu con su Chiappariello. Ricominciamo. Signorina Paparacchiella Filomena, vuoi che pazienza? Vuoi come legittimo sposo il qui presente Chiappariello Cicillo? Sì. E tu, Chiappariello Cicillo, vuoi tu la qui presente signorina Paparacchiella Filomena come tua legittima sposa? Sant'Antonio e Padova, ma che prevede siete? Ma chi va fatta prevede? Ma tenete la patente prevede? Io tengo la patente prevede per la macchina e pure tu tieni la patente, ma tieni la patente scema. Ma chi se mi fa perdere la pazienza? Che la pazienza la perdi, e si perde la pazienza, mi piglia la sposa e me ne va che da prevede. Mi sposa da chiesa. Io ho già fatto un pranzo un ristorante che mi costa un occhio alla fronte. Ostriche, gamberone, vini e ischi, la torta, io che torta. Avete 6 piani con la mansarda, aria condizionata, con la terrazza e bomboniere. Tutte bomboniere capo di mondo. Poi veniva qua e diceva che no. Ma che pazziamo? Calma figliolo, tu devi dire solo sì. Questo benedetto sì. Hai capito o no? Sì. Allora ricominciamo. Tu, signorina Paparacchiella Filomena, ma chi t'ha fatta fa? Vuoi tu come legittimo sposo il qui presente Chiappariello Cicillo? Sì. Brava.
E tu che appariello Cicillo, vuoi tu come legittima sposa la qui presente Paparacchiella Filomena? Usando Filomena Marturana, ma voi mi disfottere. Ma ti rendi conto la sposami come ha fatto, quanto bene ti danno in culo? Ma ne ho dice che ne voglio. E ci chiamato meglio concertini a Napoli, tutte cantanti e Rai 1. Senti, ti puoi decidere a dire sì. Che fra 20 minuti tengo un funerale ed arrivo morto. Chi lo morto già aveva venuto ieri non è venuto. E perché? Si sentette poco buono. Allora ti puoi decidere a dire sì o no? Sì, ne? Allora ricominciamo. Tu, Paparacchiella Filomena, vuoi come legittimo sposo e qui presente Chiappariello Cicillo? Sì. E tu, Chiappariello Cicillo, vuoi come legittima sposa la qui presente signorina Paparacchiella Filomena? Yes! Azzo, mo' americani. E dicono sì. Sì, la voglio. Frescanemi tutti morti. Allora datevi la mano destra. I so mancini. I so viale. Là c'è stato donatore, mo ci facciamo pure la partita delle pallone. Dunque, mettetevi le fede. Ecco qua, già Mettetevi le fede. Io vi dichiaro marito e moglie. Ecco ci ha voluto per guadagnare 1 milione. La messa è finita. Andate in pace. Ciao, nami, vieni a mamma, via.